Buongiorno, sono Romeo Stera, un amico di Iris. Ah, come no, quello che suona con lei. Sì. Piacere, io sono Vincenzo, il padre. Salve. C'è Iris? Qua? No, e lei qua non ci viene mai. Ah, prego, entra, ti offro un caffè. No, grazie. Un buon caffè, un quandrò, un pernod. E gli andò a mettere in cerimonia, qua a Charleroi, siamo tutti italiani, una grande famiglia, bravo! Prego, accomoda. Patrizia! Patrizia! Porta 2 bicchierini di quel liquore che sta nella credenza. Oui, d'accord. No, perché vede, io avrei dovuto parlare con Iris per una questione molto delicata. Io non so se lei è al corrente che noi due ormai ci siamo... Del tu. E quando ti prego, abbiamo la stessa età, no? No, non credo. Di che anno è lei? I del 50. E allora sì. E quindi, come dicevo, ci siamo separati. E quello li lascia tutti, Iris. Qua è una via crucis, un pellegrinaggio. Aspetta, come si chiamava quel greco, quel turco che è venuto l'altro giorno? Patrizia! Patrizia! Ah, come sa per lei la garçon che è venuto l'altro giorno sì? Dimitri. Lo conosci Dimitri? No, Dimitri mi manca Dimitri. Comunque, tornando a noi, caro Vincenzo, no, il problema è che io ho una situazione economica con Iris molto delicata. Abbiamo anche un sospeso. Allora, veramente non hai capito come è fatto Iris. Facci i soldi, dai, fai con l'uovo la trippa. Vabbè, a questo punto che stiamo a parlare a fare? Io ero venuto per risolvere un problema. Non si può risolvere il problema, me ne vado, che devo fare? Scusa che... Ma guarda che a te già ti ho visto da qualche parte. Dove? Ma dov'è che ti ho visto? In Belgio, dove hai visto? Aspetta. Cantagiro 72-73. Bella senza trucco. Romeo! Bella senza trucco, la mattina che ti svegli con il sole che ti scalda la pelle. Romeo! Ciao. Però portavi i capelli biondi. Sì, all'epoca mi hanno fatto dei colpi di sole Aspetta, Ti vado già fa male veramente. Che fai? Io sono un collezionista, che ti credi? Ora faccio vedere una bella cosa, aspetta. Ai cannei! Bella senza trucco! No, non la mettere! No! Bella senza trucco! Pezzo stupendo! Ti hanno copiato tutti tu! Quello è vero. Se le scopate che mi sono fatto con questo pezzo. Pure io ti sei nata così. Senti, comunque è un pezzo che non mi appartiene più, abbi pazienza. Perché lo no, abbi pazienza. Senti, fammi una cortesia, mi devi fare un autografo. Qua, sopra la corte. Poi scappo. Sì. Romeo in casa mia! Romeo in casa mia! Aspetta, poi ti faccio vedere che cosa ti organizzo. Sì. Pronto, Ciro? Sono Enzo, tieniti forte. Sai chi ci sta qua davanti a me? Romeo in persona! Ehi, Romeo! Romeo, quello di Bella senza trucco, te lo ricordi? Bella senza trucco, la mattina che ti svegli con... certo che viene con noi stasera, ci mancherebbe. No. Cancellare tu. Ma di che? Sì, però lo voglio vicino a me, fra me e minorità, posto di onore, mi raccomando. Ma poi ci avremmo stasera, Ciro, statta buono. No, non hai capito. Tutto a posto, una bella seratina con tutti amici miei italiani che ti vogliono bene. No, non hai capito, io ho un impegno stasera, ma che Sei sequestrato. Ma di che? Oggi è la festa di Santa Barbara. E sti cazzi! No. Santa Barbara è la protettrice dei minatori.